2 giorni dall'evento catastrofico che ha colpito la Riviera del Brenta con un uragano che non ha precedenti in Veneto e forse in Italia, nella zona colpita, non molto grande ma veramente devastata, sono tutti al lavoro per cercare di ripristinare per quanto possibile case, attività, strade, lampioni. C'è la protezione civile, c'è la Regione Veneto, i carabinieri e poi tanta gente comune, volontari e non solo. Qui siamo vicini a un'attività artigianale socia della Confartigianato che è proprio stata colpita in pieno dal tornado e non è rimasto nulla, né delle attrezzature della lattoniera che è la loro attività, né della casa di abitazione. Sì, 40 anni di attività. L'attività non finirà mai. Deputato Andrea Causin sul luogo e l'epicentro di questo evento eccezionale. Circa 350-400 nuclei abitativi e attività produttive, diceva, sono stati coinvolti direttamente con danni strutturali. In particolare qui siamo in un'impresa artigiana, la Gallo, che è stata completamente distrutta. Cosa potrà fare, oltre alla sua presenza fisica, il governo e la regione per aiutare queste persone che sono state veramente spazzate via, però sono poche? Ci sono dei fondi di emergenza che sono quelli legati alla protezione civile nazionale, che sono quelli che sono attivati in queste ore per risolvere i primi problemi di carattere strutturale, quindi infrastrutture, il gas, l'elettricità e le prime spese che sono anche legate alla rimozione delle macerie. Poi c'è un fondo per i disastri che è finanziato per 150 milioni di euro, dove va attivata una linea particolare appunto per ottenere i risarcimenti. Qui è importante che le imprese tengano anche dal punto di vista delle perizie tutte quante le spese che sostengono nel corso di queste ore sia per le demolizioni ma anche poi per quello che riguarda la ricostruzione. E poi si applicherà una legge particolare che darà la possibilità alle imprese di sospendere tutti quanti gli impegni tipo mutui, contributi, tasse, insomma spese che sono comunque spese correnti e che le imprese come questa che hanno perso tutto oggi non sono assolutamente in grado di pagare. Ecco, quindi lo Stato assolutamente sarà vicino perché la Regione ha già dichiarato lo stato di calamità naturale ed è una procedura tecnica che serve appunto per attivare queste linee. La cosa che si nota è, venendo dall'autostrada, l'area è vasta però non grandissima, però c'è una tantissima attività, tutti che stanno lavorando, si sta cercando di mettere a posto, è una risposta del territorio straordinaria. Beh, questo sì, io ho parlato prima col signore che ha la casa demolita là, che è un negozio di alimentari, e quando insomma, ho spiegato quali saranno le misure ho detto vabbè, ma fa tanto a me, se mi danno i soldi lo Stato va bene, altrimenti io riparto lo stesso, quindi c'è comunque un orgoglio che è tipico della nostra cultura, della nostra terra, che ci porta ad avere comunque la voglia di ripartire. Questa è una cosa positiva e poi tanti volontari che a volte rappresentano anche un problema perché poi c'è anche il problema del coordinamento ma anche delle attrezzature, delle competenze tecniche che servono per operare in queste ore perché l'area è molto pericolosa e quindi anche il lavoro della protezione civile per delimitare l'area è importante, la sorveglianza notturna perché c'è un problema anche di furti perché purtroppo c'è sempre qualcuno che specula su queste tragedie. Ecco, però la voglia di ripartire, la solidarietà sta segnando secondo me un esempio anche di orgoglio che dobbiamo guardare con grandissima attenzione. Franco Scantamburlo, segretario degli Artigiani di Dolo. Siete nell'epicentro di questo evento straordinario, per giunta avete degli associati coinvolti, qualcuno in maniera straordinaria come Gallo dove ha perso tutto, però noi siamo andati a trovarlo, hanno una forza incredibile questi artigiani, hanno rimesso in piedi la loro insegna e hanno detto noi non chiudiamo. Sì, questo è incommiabile, li vedi colpiti e feriti perché lì, come nel caso dei Gallo, ma anche nel caso di alcune altre aziende, lì la tromba d'aria ha battuto 40 anni di storia, di sacrifici, di lavoro, di debiti, di banche, quindi una situazione veramente devastante. La forza d'animo è eccezionale, come il caso dei Gallo che pensano a rimettere sull'insegna per dare il segnale che qui non si chiude, si ripartirà. Ovviamente come associazione siamo impegnati in questi giorni, fino a ieri sera anche tardi, per una diretta televisiva a fianco delle nostre aziende. Abbiamo sollecitato i comuni, abbiamo sollecitato i sindaci, stiamo facendo tutte le azioni operative e di sensibilizzazione nei confronti degli istituti bancari, nei confronti ovviamente dell'amministrazione
comunale, regionale e nazionale, mandando i comunicati, perché chiediamo il blocco degli adempimenti fiscali e tributari, chiediamo il blocco dei pagamenti delle rate dei mutui per i dipendenti e per le imprese nei confronti degli istituti, perché le emergenze sono tali e quindi quella liquidità, nel caso noi chiediamo sostanzialmente che nel caso di inattività aziendale del blocco operativo ci sia il blocco di tutto, perché la liquidità che l'azienda ha in casa serve proprio per le emergenze, per comprare proprio viveri, generi alimentari, qualche alloggio, qualche vestito, qualcosa proprio per tirare avanti in attesa di, insomma, ecco, lunedì c'è la conferenza dei sindaci Riviera del Brenta e Milanese unificate e quindi noi abbiamo chiesto appunto un tavolo operativo. Altro elemento importante, sollecitiamo affinché si faccia appunto una squadra di imprese perché i lavori da realizzare siano dati in affidamento diretto alle aziende, magari anche in deroga alle procedure, perché è bene che la Riviera del Brenta possa ricostruire se stessa e quindi oltre il danno che ha ricevuto ci sia l'opportunità di rimettere in moto sfruttando tutta la manodopera, la personalità e le competenze. Abbiamo alcuni dipendenti, magari anche degli estetisti parrucchieri, che hanno avuto il negozio distrutto e stanno già lavorando da altri parrucchieri proprio per tirare avanti, quindi trovare operatività e quindi lo stipendio, insomma qualche forma di sostegno al reddito. Quindi c'è una straordinaria solidarietà che si sta manifestando, i comuni stanno lavorando molto, stanno lavorando bene, abbiamo sentito anche la regione che ha decretato la calamità naturale, quindi tutte le cose si stanno facendo. È importante adesso che si faccia vedere direttamente qualcuno del governo, perché fino ad oggi non li abbiamo visti. Sono molte le imprese artigiane coinvolte? Sì, ce ne sono parecchie coinvolte, chi più chi meno, alcune con danni veramente devastanti, che è proprio il blocco operativo, con danni da qualche centinaio di migliaia di euro e quindi qui si tratta proprio di ricostruire. In alcuni casi noi pensiamo che i danni siano svariati milioni, ma oggi sono incalcolabili, già ci sono attività legate anche, abbiamo messo a disposizione anche tecnici che hanno rapporti con l'associazione per perizie, per stime, per verificare in qualche modo una prima analisi del danno e per capire anche i temi che riguardano la sicurezza degli edifici, perché alcuni sono fortemente colpiti dall'evento e quindi non c'è un problema proprio di sicurezza, di agibilità e quindi c'è un problema proprio che riguarda le persone, quindi vanno recintati, trincerati, messi segnali, quindi servono anche aziende che abbiano strutture e competenze. Stiamo cercando tra le nostre aziende associate operatori che abbiano i brevetti o meglio le patenti per utilizzare le macchine operatrici, perché servono scavatori, servono gru, abbiamo trovato aziende che hanno i mezzi, però servono ovviamente operatori, li stiamo cercando sensibilizzando le aziende associate e c'è una risposta importante che arriva da tutto il territorio. Questo ci fa pensare alla dimostrazione che il Veneto, la Riviera del Brenta, l'orgoglio delle imprese e dei cittadini, faremo in modo che poi la Riviera del Brenta rinasca, riparta, è importante rimettere in moto subito e nascerà e ricostruiremo dove le zone hanno colpito, hanno distrutto meglio e in maniera anche più bella di prima, perché la Riviera del Brenta si aspetta questo e rapidamente torneremo alla norma. Salvatore Mazzocca, presidente degli Artigiani di Dolo. Presidente, lei sta facendo il giro insieme al segretario degli associati che sono stati colpiti da questo evento. Alla politica, sia quella regionale, quella locale, quella nazionale, voi cosa chiedete? Stiamo chiedendo innanzitutto di accelerare tutte le procedure affinché ci sia una ricostruzione molto rapida. Ricostruzione che vuol dire una quantificazione corretta dei danni che questo terremoto, perché è stato un terremoto al di là della tromba d'aria, ha colpito la nostra riviera. Ci sono imprese, ci sono famiglie che sono rimaste sul lastrico, quindi alla politica noi siamo lì per vigilare affinché, quindi sia a livello comunale che regionale che nazionale, diano immediatamente una risposta positiva. Le imprese colpite sono le piccole e medie imprese, è il tessuto diciamo, economico delle piccole e medie imprese, dove già veniamo da una crisi di 8 anni per cui le piccole imprese ormai hanno dato tutto quello che dovevano dare. Come avete avuto modo di vedere, ci sono aziende che hanno perso tutto, quindi c'è la necessità effettivamente di, al di là delle parole, mettere sul piatto della bilancia veramente fondi, ma stiamo parlando di centinaia di milioni. Ho colto con favore che già alcuni istituti di credito hanno messo alcuni milioni a disposizione, la stessa cosa ha fatto la Regione, mi auguro che altrettanto facciano gli altri. Stiamo chiedendo il blocco immediato di tutte le rate dei mutui che sono a carico delle imprese e delle famiglie, non solo, ma anche il blocco delle cartelle settoriali, delle tasse e anche quello che naturalmente le risorse devono arrivare alle famiglie. Per cui noi saremo qui a vigilare, abbiamo messo la nostra associazione anche a disposizione non solo delle imprese ma anche delle famiglie per tutta la parte burocratica, ossia tutti gli adempimenti che saranno chiamati a fare per
accelerare i tempi delle procedure e cominciare a quantificare, in modo tale, anche lo diceva stamattina Zaia, che la cosa importante è fare in modo che nel breve tempo possibile si possa avere la quantificazione dei danni. Zaia vuole dare ai comuni, quindi i 3 comuni colpiti, la quantificazione di ogni comune, in modo tale che poi siano i comuni a elargire immediatamente le risorse ai cittadini. C'è qualche speranza per lei del fatto che, essendo stato un evento molto limitato, diciamo che ci sono delle case vicino che non hanno avuto nessun danno, c'è la possibilità per lei che questa volta possano arrivare aiuti importanti a chi è stato veramente colpito? Io credo di sì, perché c'è una grande solidarietà. Io stamattina ho ricevuto anche, questo devo dare atto ai miei colleghi presidenti di Milano e di Mestre, i quali mi hanno chiamato per dire se possiamo fare assieme qualcosa come mondo artigiano. La stessa cosa ieri sera Ciro Martini di Portogruaro mi ha fatto la stessa richiesta, per cui io mi aspetto anche dal nostro mondo una grande solidarietà, e credo che proprio le famiglie vicino, perché chi non ha avuto la casa o l'azienda distrutta vicino al suo collega di lavoro o di famiglia che vede che non ha più la casa, credo che una grande solidarietà c'è. Infatti ho visto che questo fatto emerge, proprio, si sente a pelle.